Possiamo, eh? Ok. Da quanto sei in Italia tu? 42 anni. Sono venuto a marzo 2012. Sì. E poi da lì fino adesso, da marzo 2012 sono arrivato. Bene, la prima impressione di questi 2 giorni che sei qui, un approccio. Prima cosa è il freddo. Poi mi trovo bene questi 2 giorni. Sono stati dei giorni proprio belli, perché poi mi piace come città e la squadra e la gente. Poi, come ho detto prima, il freddo, cioè è una cosa che mi devo abituare. A Milano non ti eri abituato? A Milano faceva anche freddo, però poi soffrivo. Poi a Spezia cioè, non faceva freddo come questo, quindi mi devo di nuovo abituare come Milano. Senti, sei più punta centrale o punta esterna? Punta centrale, perché poi sono arrivato nel Milan come punta centrale. E poi nella primavera eravamo in 2 e poi dovevamo giocare noi 2, no? E il mister non aveva più scelta, mi aveva chiesto, visto che sono veloce, poi tecnicamente potevo giocare anche dall'esterno sinistro, cioè mi ha chiesto e io ho detto va bene, poi da lì mi ha fatto giocare dall'esterno perché non mi voleva lasciare in panchina e dovevo giocare, quindi ho cominciato a giocare dall'esterno e poi a Spezia ho giocato da punta centrale. Quindi adesso mi devo di nuovo abituare perché poi come a Milano, quindi il mister mi vuole far giocare da esterno, quindi c'è dei movimenti, so già e poi mentalmente mi devo abituare come esterno sinistro. Poi non so quale sarà il mio ruolo nel futuro. Quindi devo per forza, cioè non per forza, però mi devo abituare di giocare dappertutto in attacco, visto che ho le potenzialità, quindi per me non cambia niente. In effetti si è visto che, perlomeno da quello che si è visto su quei gol, su quei filmati che abbiamo visto questi giorni, non so se lo sai, sono girati un po' di video dei tuoi gol. Abbiamo visto che hai segnato sia di destro che di sinistro. Tu sei più mancino, destro o ambidestro? No, sono di destro, Però uso tutti e 2 i piedi, cioè però di destro quindi calcio più con il sinistro perché poi il destro lavora e si sposta. Senti, sei giovane ma hai avuto modo di conoscere già grandi allenatori e grandi campioni. Al Milan c'è qualcuno che ti ha dato qualche consiglio? Allegri non ci hai mai parlato? Allegri mi chiamava il capobomba. Come? Il capobomba. Capobomba? Bomba. Mi sono allenato con la prima squadra e mi sono trovato bene perché poi ho imparato delle cose da quelli più grandi poi è stata una bella esperienza, allenare con i grandi e poi allo Spezia, perché poi questo è calcio proprio dei professionisti, no? Io è il mio primo anno con i professionisti, i primi giorni facevo fatica, no? Perché poi è tutto calcio diverso, però dopo un po' di tempo mi sono abituato e poi dico che calcio della primavera proprio
cioè, è diverso. Qui è un altro mondo. Comunque ti sei già abituato a segnare, no? Perlomeno un gol l'hai fatto importante. Esatto, grazie a Dio per quel gol. Ti ricordi che l'hai fatto? Esatto, è stata la mia prima partita tra i professionisti e subito in gol, solo che non ho trovato molto spazio a Spezia. Cioè io non aspettavo un miracolo, perché so che sono giovane e poi non mi incazzavo, perché poi è normale che quelli più grandi che hanno più esperienza devono giocare. È importante che cresco e faccio. Quindi io credo e spero che troverò il mio spazio e il mio momento. Quindi l'importante per adesso è crescere. Come sei arrivato in Italia? Com'è andata? Grazie a Michele Dacin, è un uomo che ha una scuola calcio in Nigeria. Da lì è venuto in Nigeria a trovarci, a vederci, no? E poi mi ha visto, mi ha portato qui in Italia, praticamente nel Milan, perché poi è quello che fa lui. Ha una scuola calcio e ogni tanto va giù in Nigeria a prendere qualche giocatore e poi li porta in Italia qui. E sono fortunato di essere portato nel Milan. Grazie anche al Milan, perché poi mi sono trovato bene, è una famiglia e rimarrà sempre una famiglia. Cioè, mi ha aiutato molto a crescere, sono contento. Tu sei solo qui? Sì. Ma è vero che il tuo sogno è giocare con Balotelli? Il mio sogno è sì, perché poi è un giocatore che adoro, cioè, l'ho visto lavorare, lavora molto e poi in campo cioè, fa bene, anche se la gente pensa che poi non comporta bene, però come l'ho visto è un ragazzo simpatico, perché poi sono allenato con lui, cioè, non credo che magari fuori dal campo cioè, si comporta in modo diverso, però come li vedo è un ragazzo simpatico, è un campione, quindi io spero di un giorno giocare con lui da calcio. Senti, quest'anno la Nigeria dopo molti anni è tornata a vincere la Coppa d'Africa. Sì. La tua aspirazione è quella di poter a breve, più o meno a breve, vestire la maglia della tua nazionale, giocando in Italia, essendo di valere in Italia. Non ho sentito, scusa. Il tuo sogno è quello di giocare in questa nazionale Okay. che è attualmente la più forte del continente africano, Sì. magari mettendoti in mostra per il campionato italiano. Ok, sì. Spero di andare presto nella Under 23 della Nigeria, perché poi tra un po' si inizia, quindi io credo che mi chiamo e poi giocare per il mio paese, cioè, mi fa avere più esperienza, cioè, perché poi è nazionale, è diverso, non è un campionato, non è un campionato come il campionato Italia, scusa, è diverso l'olimpico, quindi io spero di andare lì e poi spero di fare bene per il mio paese. Intanto a Perugia, intanto di fare bene a Perugia anche. Esatto, venendo qui è stata una scelta proprio difficile, perché poi avevo altre richieste delle squadre B, quasi 7, più Perugia, e vedendo che gioca una categoria più bassa, cioè, mi dicevano alcune persone no, un giocatore come te non deve andare a giocare in C, però poi alla fine ci ho pensato che andare in B farò un campionato normale, e venendo qui vengo qui a vincere, perché poi
Perugia ha fatto molto bene fino adesso, che sta prima in classifica. E io sono venuto qui per aiutare la squadra, non per fare l'eroe per portarla in B, cioè sono venuto qui per crescere, aiutare la squadra, poi per vincere con la squadra. È stata una scelta per vincere, perché voglio vincere. Un'ultima domanda, tu sei venuto dal prestito secco fino a giugno? Sì. Sì. Sei religioso? Sì, cristiano. Ma dove hai imparato l'italiano, scusa, così bene? Non sono andato a scuola, ho imparato a parlare con i miei compagni, cioè prima facevo fatica, facevo degli errori, però per me non mi importa fare gli errori, No, mi importa imparare, quindi con gli errori si impara. la scuola proprio l'italiano e basta, proprio la scuola pure scuola normale. No, non sono andato a scuola, non ho fatto la scuola italiana normale, ho fatto in Nigeria fino a diploma. Ah, liceo? Sì. Liceo scientifico classico. No, non ce l'hanno stato lì. L'ho fatto in inglese. Sì, 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 ok. Fisicamente a che punto sei? Che situazione sei? Con condizioni? Sto meglio, cioè, ero in vacanza fino al 7 gennaio che dovevo andare con lo Spezia in ritiro, però non sono andato perché dovevo andare a Milano, dovevo fare questa scelta e andare con loro, cioè, magari poi cambia qualcosa. Quindi mi ha preso 24 ore il mio procuratore per vedermi e parlarmi delle squadre e tutto. Quindi ho cominciato l'allenamento e 2 giorni fa che sono venuto qui. E poi so che ci metterà un po', però non tanto, una settimana e poi ritorno in forma. Quindi per le altre ci tengo vista. Grazie. Possiamo fare la foto sulla mano. No, ma anche se la tieni. No, fagliela tenere. Ammazza che No, quello la portano lì. No, quello la portano lì. Il signor Michele. Si chiama il Michele è scritto dal Cini. Taggini? No, dal Cini. Esatto. Grazie. Quello che l'ha portato.